Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un bellissimo sole qui sulla nostra meravigliosa Liguria. A Genova siamo intorno ai 10 gradi, 10-11 gradi che si alzano nelle riviere, ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è in collegamento, credo, proprio dalla riviera di Levante, che è il nostro neo quasi consigliere regionale Sandro Garibaldi. Ciao Sandro, ci sei? Ci sono, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, dove ti trovi? A Chiavari, Sandro? Sì, sono a Chiavari in questo momento, quindi perché attendo di entrare, quindi a breve dovrei ricevere la comunicazione ufficiale. Allora, ricapitoliamo. Il nostro consigliere regionale delegato allo sviluppo economico Alessio Piana è stato nominato dal presidente della giunta regionale Marco Bucci nuovo assessore con le stesse deleghe, ossia sostanzialmente allo sviluppo economico. Tecnicamente entra in consiglio regionale il vice ministro genovese Edoardo Del Mit, Edoardo Rixi, che chiaramente dopo 5 minuti firmerà le dimissioni per lasciare spazio appunto al primo dei non eletti, che è il nostro grandissimo Sandro Garibaldi. Ricordo, ex vice sindaco di Chiavari e proprio ex consigliere regionale nella passata legislatura. Allora Sandro, quali sono le tue priorità quando finalmente, penso martedì prossimo, entrerai di nuovo in consiglio regionale qui a Genova? Sicuramente cercherò di portare avanti anche il lavoro che avevo già iniziato fino all'anno scorso, quindi che era in regione. Ci sono tantissime problematiche che vanno sicuramente dalle infrastrutture, di cui mi occupo anche come consulente al Senato, alla messa in sicurezza di tutti i fiumi e torrenti, perché noi in Liguria, ma in tutte le regioni, ma noi in particolare abbiamo seri problemi ogni volta che abbiamo un'allerta, e poi c'è la sanità, che è un altro problema che adesso spero che si possa trovare una soluzione con la nuova riforma, perché davvero c'erano dei tempi di attesa un po' troppo lunghi, e quindi con questa nuova riforma sicuramente si dovrebbe dare più voce al territorio, e io mi farò partecipe tramite i sindaci liguri, in particolare quelli del Levante e del Genovesato, di avere un riscontro positivo, e eventualmente se ci sono delle modifiche o dei suggerimenti migliorativi sarò il primo a cercare di portarli avanti. Ecco Sandro, dunque c'è stato proprio nei giorni scorsi, pochi giorni fa, un'altra frana in Val Graveglia. Riprende un po' il tuo ragionamento sulla difesa del suolo, sulle infrastrutture. C'è da difendere questo nostro entroterra, ma anche a mare, i ripascimenti delle spiagge, eccetera. Certo, il problema, purtroppo la Liguria è una regione bellissima, è stretta tra monti e mare, quindi abbiamo un clima, come hai detto prima, stupendo, ma abbiamo purtroppo altri problemi che sono dovuti alla fragilità del territorio. Quindi le mareggiate non le ho citate prima, ma purtroppo negli anni scorsi sono stati, anche lì devo dire che la regione anche negli anni scorsi ha fatto grossi investimenti e grosse difese a mare. È chiaro che il lavoro non è finito, bisognerà continuare anche quello, come quello sulle frane dell'entroterra, perché noi abbiamo un entroterra bellissimo, ma fragilissimo, quindi tutti i sindaci hanno, tra virgolette, un territorio molto grande come superficie, ma non hanno le risorse perché sono pochissimi residenti e non hanno entrate, quindi per forza di cose la regione dovrà in qualche modo intervenire, e io mi farò partecipe anche di questo. Ecco, senti, tornando invece al discorso sanità, c'erano stati un po' dei mugugni, come diciamo, sia delle lamentele nel Genovesato, come ricordavi, anche nel Levante. Per quanto riguarda la nuova riforma, c'è questa super ASL regionale. Spieghiamo un po' la situazione e chiariamo il perché invece
questa riforma tende invece a migliorare il servizio e in particolare il delicato tema, il problema delle liste d'attesa. Certo, chiaramente se è stata fatta c'è una motivazione, perché di base c'era qualcosa che non funzionava e effettivamente con questa riforma si dovrebbero trovare delle risorse quasi sicuramente aggiuntive, perché è chiaro che, ad esempio, faccio degli esempi pratici: avere un'unica centrale di acquisto anziché 4 o 5 quante erano le ASL liguri, avere chi seguiva le buste paga o tutta la contabilità, che chiaramente era ogni ASL aveva il proprio team. In questo caso è chiaro che 4-5 persone, 3-4 persone possono fare le buste paga di tutti i dipendenti e le risorse degli altri possono essere portate direttamente sul malato e non negli uffici. Quindi questo è già un primo passo. Poi è chiaro che anche dalla centrale acquisti, se ci viene fatto un bando generale con un ammontare molto più alto, è chiaro che probabilmente anche gli sconti sull'acquisto di tutti i macchinari e di tutti i prodotti farmaceutici sicuramente dovrebbe essere migliorato, e quindi tutto questo va a incidere e dovrebbe andare a incidere a migliorare l'efficienza della nostra ASL ligure. Perfetto, senti, allora ti salutiamo e ricordiamo che al momento la Lega qui in Regione Liguria avrà da martedì prossimo 3 consiglieri regionali e ha già 3 nuovi assessori. Vi ricordo, insieme al nostro Sandro Garibaldi, in aula siedono il capogruppo regionale, che è Sara Foscolo, e l'altro consigliere regionale, che è dell'Imperiese, Armando Biagi, mentre i 3 assessori sono Alessio Piana, Alessandro Piana e Paolo Ripamonti. Quindi 3 più 3, 6, una squadra veramente forte in Regione Liguria, e direi che ti possiamo soltanto augurare una buona giornata e un buon lavoro, perché credo che da lavorare ce ne avrai tanto, Sandro. Certamente, ma non mi tiro indietro. Io ho sempre lavorato nella mia vita, ho sempre fatto il piccolo imprenditore, quindi sono abituato, anzi mi mancava un qualcosa che mi possa dare passione e soddisfazione, qual è la politica, perché adesso, avendo quasi 50 anni, anch'io comincio con l'attività a cominciare a mollare, perché insomma dopo quasi 40 anni di attività è evidente che dopo uno ha anche voglia di prendersi altre soddisfazioni e di essere utile al territorio. Benissimo, ancora tanti auguri, complimenti, buona giornata e buon lavoro al nostro nuovo consigliere regionale Sandro Garibaldi da Chiavari. Ciao, buona giornata, ciao Sandro. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao. Rimaniamo sempre nel Levante Ligure, ma andiamo nell'estremo Levante Ligure, precisamente alla Spezia, dove chiaramente i nostri radioascoltatori sapranno che c'è stato un tragico fatto di sangue. Uno studente 18enne marocchino ha accoltellato in classe all'istituto Einaudi Chiodo, appunto della Spezia, un suo coetaneo, un suo compagno di scuola di origini egiziane. Ecco, un fatto gravissimo che ha sconvolto chiaramente non soltanto la Spezia e la Liguria ma anche tutta l'Italia. Abbiamo in collegamento con noi, proprio sul posto, il nostro assessore comunale Lorenzo Brogi, che ringrazio moltissimo, che tra l'altro lui è proprio assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione del comune della Spezia, e ricordo che oggi alle 14 nella città ligure si svolgeranno i funerali di Youssef Abanoub, questo è il nome del giovane di origini egiziane accoltellato a morte in classe all'istituto Einaudi Chiodo. Ciao Lorenzo, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Allora, oggi è stato proclamato tra l'altro il lutto cittadino alla Spezia e oggi è un'altra giornata di lutto perché ci sono i funerali di Youssef. Sì, oggi è stato proclamato il funerale lutto cittadino, a mezzogiorno serviremo le attività, tutti sono invitati a osservare un minuto di silenzio proprio per ricordare Abba e la vicenda, perché sia un monito per tutti quanti e poi un segno di rispetto anche verso la famiglia e Abba stesso. È una giornata particolarissima per noi, la stiamo vivendo con tensione, siamo giorni che siamo assediati, come in questi casi è normale, la cittadinanza però è coesa, nel senso che è un fatto tragico che ci ha colpito, al quale non siamo fortunatamente abituati. Però ecco, purtroppo senti, volevo chiederti, tu che fai proprio l'assessore comunale specificamente ai servizi sociali, a pubblica istruzione, alla Spezia, volevo un po' capire come si è vissuto in città questa tragedia. Ci sono state 1000 polemiche e molti ragazzi hanno dato la colpa alla scuola, alle istituzioni, e volevo un po' chiedere un po' la gente come ha reagito a queste polemiche. Sì, c'è stato ovviamente, per un fatto così grave, c'è stato un sollevamento soprattutto del corpo studentesco e l'accusa principale è stata rivolta alla scuola. Io devo testimoniare che la scuola Domenico Chiodo Einaudi è una scuola che fa un lavoro particolare, è una scuola dove sono presenti varie culture, varie origini, però fa un lavoro molto attivo. Fino a prima dei fatti noi avevamo solo testimonianze positive di quanto quella scuola riuscisse veramente a integrare, a far coesistere e convivere anche nazionalità diverse, culture diverse, e facesse un lavoro e fa un lavoro importante. Ovvio le polemiche e quel tram tram che si è appunto espanso in città tra gli studenti prima non lo sapevano, l'accusa diretta ai professori, sono fatti che a noi non sono conoscibili. Questo, se qualora ci fossero delle responsabilità, mancate segnalazioni, sarà la magistratura ad accertarlo. Ovvio che c'è il principio di buona fede dei professori che hanno sempre agito, almeno nel passato, con correttezza, e quindi c'è la speranza appunto che tutti i meccanismi si siano attivati qualora ci fossero state delle sentinelle, però non possiamo fare processi sommari, perché poi resta il fatto che comunque sia l'assassino è l'assassino, cioè non dobbiamo per forza cercare sempre altri colpevoli. C'è stato un fatto tragico, il corpo docenti credo che abbia agito come se avesse avuto dei segnali si sarebbe attivato. Se la magistratura nelle indagini accerterà qualcosa di diverso, ovviamente le responsabilità dovranno essere messe sul tavolo e ci dovranno essere delle conseguenze. La città ha risposto perché istituto professionale, Lorenzo, è un istituto professionale che forma i giovani soprattutto per quanto riguarda la cantieristica alla Spezia? Esatto, sì, sono vari corsi, tra quali anche la cantieristica, l'ex istituto professionale storico della città. Prima si dedicava a elettricisti, poi odontoiatria, cantieristica, disegno navale, insomma fanno attività poi che trovano diretto sbocco anche nel mondo del lavoro nella nostra città. Ecco, sul fronte delle indagini, come giustamente hai ricordato tu, i fatti dovranno essere accertati con esattezza, con precisione dalla magistratura, però sembrerebbe che il marocchino si sia portato addirittura il coltello da casa. Ecco, lì ti risulta questo particolare? Allora, noi quello che abbiamo assunto, perché poi sono informazioni anche lo stesso avvocato, ha parlato di un acquisto presso un negozio cinese la mattina dell'accaduto. I ragazzi affermano che già altre volte avesse portato una lama, un taglierino, non so, raccontavano durante le interviste ai giornali, però per quello che si evince fino ad oggi è che era stato portato in quella giornata e acquistato nello stesso momento, però questa è la difesa ovviamente, noi non eravamo presenti. Sicuramente c'è da evidenziare che tra i giovani purtroppo c'è un culto della violenza. La vita ha meno valore oggi che un tempo, questo è il dato di fatto e questo è il lavoro che facciamo nel quotidiano.
anche come servizio in GetUp con l'attività su strada, si evince che c'è una diffusa omologazione della violenza come se fosse qualcosa di normale, quando qualcosa di normale in realtà non è. Senti, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ieri ha fatto una dichiarazione durante il suo intervento all'inaugurazione della Scuola Superiore di Polizia a Roma e ha spiegato che non c'è chiaramente nessuno stigma o roba del genere, ma ha rilevato un dato reale, ossia che questo uso dei coltelli, soprattutto tra i giovani, avviene tra quelli che sono di origini straniere, provengono da una famiglia di immigrati. Queste le parole di Piantedosi. Ecco, tu lo riscontri questo fatto sul territorio, anche alla Spezia? Allora, sul nostro territorio c'è da dire che i fatti di accoltellamenti, i fatti di notizie di reato di violenza pura, per fortuna non sono elevati, quindi non siamo una realtà come Milano. Ovvio che se andiamo a analizzare quelle pochi casi che ci sono stati, che siano l'uso di bottiglie di armi improprie in generale, sicuramente si sono in quella fascia culturali che sono di altre origini. È molto più facile, però si sta probabilmente a livello anche nazionale estendendo a tutti, perché per quello che dicevo prima, perché veramente la vita non ha preso più valore da queste culture anche musicali che sentiamo, questo continuo rimbalzamento di uso della violenza, disprezzo verso la donna, disprezzo verso l'altro. Stanno crescendo una generazione, soprattutto dopo il Covid, che sta perdendo il lume, e anche la mancanza di riferimenti che avevamo un tempo. Cioè, noi siamo cresciuti volenti o nolenti in una società dove era presente l'azione cattolica, un messaggio di amore e credo incondizionato, anche alle federazioni dei partiti di sinistra, che comunque diffondevano anche su un'ideologia politica dei valori, alla totale assenza di valori nella società, nei giovani. Il progetto, ad esempio, destinazioni che ha fatto il governo, al quale noi abbiamo aderito, è un progetto intelligentissimo che va proprio a cercare di capire, a creare dei luoghi di aggregazione dove i ragazzi si parlino, si confrontino e cerchino risoluzione della conflittualità in una maniera light. Purtroppo assistiamo a un meccanismo veramente di messaggi, di social, di musica che porta alla violenza. Questo poi, per rispondere anche al tuo quesito, a livello nazionale, soprattutto perché i dati li leggiamo tutti, lo sappiamo perfettamente. Quello che dice Piantedosi lo dice sicuramente in funzione delle statistiche che ha da parte del Ministero degli Interni, e quindi se lo afferma un Ministro della Repubblica può essere solo che vero quello che afferma. Questo è quanto posso affermare. Sulla nostra città, per fortuna, ripeto, non abbiamo situazioni, oltre questa tragedia, che è una tragedia perché non c'è altro nome per definirlo, non ci sono situazioni rilevanti. Ci sono risse tra le comunità, ovviamente ci sono state al tempo interventi e quant'altro, l'uso di armi improprie c'è, soprattutto bottigliate, ci sono state cose che sono tipiche appunto di questi conflitti tra varie nazionalità presenti sui territori, però non posso riscontrare ovviamente nella totalità dei giovani l'uso di coltelli, per fortuna. Però c'è paura che questa possa diventare quasi appunto venga sdoganato, perché purtroppo c'è tutto un mondo che gira e che parla di violenza come se fosse una cosa normale. Ecco, quindi i valori della non violenza, del rispetto nei confronti degli altri dovrebbe dare chiaramente la famiglia e insegnare anche la scuola, però secondo me è molto importante e centrale in questo senso la famiglia. Senti, volevo chiudere con te con un altro tema che è venuto fuori a seguito di questo accoltellamento a morte in classe, ossia l'uso del metal detector all'ingresso delle scuole. Adesso mi sembra che l'Istituto Ennio di Chiodo sia stato riaperto, i ragazzi hanno protestato, sono entrati pochissimi in classe, mi sembra ieri, sì. Oggi chiaramente c'è lutto, quindi credo nessuno. Volevo un po' capire da te un tuo commento su questo.
Sì, volevo parlare un secondo della famiglia perché è molto interessante, hai detto una cosa sacrosanta Fabrizio, cioè la famiglia è il primo nucleo dove si forma la coscienza dei giovani. Gli esempi che abbiamo nella famiglia poi sono quelli che crescono i ragazzi, e il lavoro principale, noi abbiamo un centro per le famiglie a Spezia aperto proprio per dar sostegno alle famiglie in difficoltà, perché è nella famiglia che si crea, poi le istituzioni intervengono, scuola, istituzioni, comuni, province e tutti gli organi decentrati, però la famiglia è il nucleo, e abbiamo famiglie che realmente hanno un livello di valori bassissimo, e questo è un dato certo, altrimenti le nuove generazioni troverebbero altre strade da percorrere. Sul metal detector abbiamo avuto un incontro anche con il ministro Valditara, ovviamente sacrosante le sue parole quando dice qualora ci siano necessità e siano riscontrate dalle direzioni scolastiche che ritengono e ritengono un problema, si può installare ovviamente, perché però c'è una direzione scolastica che decide perché ha timore o perché ha dei segnali che possono portare in correlazione. Quindi io credo, per rispondere anche a tutti il mondo pacifista che ha parlato di deriva appunto giustizialista, io credo che nessuno debba temere nulla se non commette né reati o se si comporta in maniera ligia alle leggi. Quindi i nostri decreti di sicurezza servono per tutelare i cittadini, non servono per creare dittature come qualcuno vuole insinuare, anzi sono norme che aiutano le forze di polizia a prevenire, a controllare, a arrestare qualora ce ne sia bisogno. Quindi credo che anche il metal detector possa essere uno strumento, va valutato caso per caso, non deve essere una generalizzazione, perché quando si generalizza si sbaglia sempre, ma valutandolo caso per caso, se le direzioni scolastiche lo ritengono opportuno, si può installare, ed è uno strumento che va sicuramente in aiuto appunto delle scuole. Benissimo, allora chiudiamo il nostro collegamento con Lorenzo Brogi, ricordo assessore comunale alla Spezia, alla pubblica istruzione e ai servizi sociali. Ci uniamo ovviamente al cordoglio della famiglia, degli amici di Youssef, lo studente diciottenne di origini egiziane, accoltellato a morte in classe da un compagno di scuola all'istituto Enau di Chiodo della Spezia. Lorenzo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, grazie per il tuo intervento. Grazie anche a voi, grazie a voi, buona giornata. Grazie ancora al nostro assessore comunale della Spezia, Lorenzo Brogi, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.